Nuovo invito a teatro dell'associazione Via Convento di Favara con la commedia brillante Una famiglia sbardillata, la regia della rappresentazione teatrale di Franco Girona. 3 le serate in programma, tutte alla Sala del Boccone del Povero di Favara con inizio alle ore 20:30. Il debutto della commedia è per sabato 6 dicembre, con repliche l'indomani 7 dicembre e sabato 13 dicembre. Il mese prossimo per molti, Natale a parte, sarà un periodo impegnativo, soprattutto per le scadenze di tasse e tributi vari. Quale migliore occasione quindi per alleviare la tensione con tante sane risate? Una commedia tutta da scoprire, una storia intrigante che, in salsa tipicamente favarese, racconta di vicende che si sviluppano usualmente attorno a chissà quanti focolari domestici. In teatro poi, quando le storie di vita quotidiana si narrano e adattano al nostro contesto, il confine tra reale e surreale diventa un limite che tende ad unificarsi e il tutto si trasforma in puro e sano divertimento. 12 personaggi in scena, oltre al regista Franco Girona, che veste i panni di Crisantemo, anche tra gli altri gli attori Sara Lobue, Crocifissa, Anna Maria Bernardo, Rosa, Giuseppe Crapanzano Peppi, Rino Vetro Narduni e Giuseppe Castronovo Nardeddu. Siamo andati a trovare l'associazione teatrale Via Convento durante le prove di Una famiglia sbardillata. Tre buoni motivi per invitare i vostri spettatori. Allora, uno dei 3 motivi può essere soprattutto il divertimento. 2, le tematiche che noi affrontiamo, che sono i problemi giornalieri di tutte le famiglie del nostro meridione. 3, rassicurare la gente per quanto riguarda non solo il divertimento e le tematiche, ma anche la possibilità di mettere in evidenza le problematiche che questo comune ha. E io ho messo questo titolo in quest'opera perché ricordo tanto tempo fa un amico che aveva scritto un'opera e il titolo di quest'opera di questo amico, che è scomparso, Peppe Casà, era Una famiglia sbardellata. A me è piaciuto il titolo, l'ho preso e l'ho portato in auge. Nelle 3 serate in programma sono previsti anche gli intermezzi musicali di Gloria Marotta, Barbara Bonsignore, Santino Capodici, Miriam e Francesco Russello. La presentazione degli spettacoli è affidata a Valentina Piscopo. Il divertimento, come ho detto prima, è assicurato con una famiglia